Bene, buon pomeriggio. Prenderò veramente pochissimi minuti perché gli interventi sono numerosi e già ho visto ci saranno anche parecchie poi richieste e interventi del pubblico vostri. Vorrei solo spendere due parole sul corso di quest'anno, perché si conclude oggi, e sono due parole doverose per una serie di motivi. È la prima volta che nel corso dedicato alla storia di Venezia vengono convocati a partecipare dei soggetti che non sono propriamente degli storici o che parlano della storia di Venezia, come è successo con Giovanni Cagnato per l'Archivio di Stato, con Piero Falchetta per i libri, la Marciana, le carte, le voci, i suoni e le immagini della laguna, eccetera, eccetera. Voglio solo, come dire, giustificare brevemente questa scelta, sostenuta da Michele Gottardi, dal direttore dell'Ateneo, eccetera. Quindi il motivo è questo, ed è ancora più doveroso dato l'argomento di cui abbiamo trattato e tratteremo oggi, la questione della laguna e della città. È chiaro che in questa circostanza, ma in realtà è sempre così, la storia è sempre storia contemporanea e oggi lo vedremo concretamente. Abbiamo pensato di far parlare, oggi qui convocati, tra mezzo minuto darò la parola a Paola Marini che li presenterà e mi auguro veramente che il modello di questo corso tra presente, passato e futuro potrà ripetersi anche nei prossimi anni su argomenti simili, analoghi, prossimi a questo qui. Proprio in questi giorni alcuni mi hanno detto: ma perché non mi hai chiesto di partecipare? Un nostro collega dell'Università di Padova, il professor Pancera, sta appena terminando un volume sulla costruzione della laguna con documenti inediti e molto interessanti dopo i lavori di deviazioni dei fiumi di cui abbiamo sentito parlare, la Brenta, il Piave, che configurano un'altra laguna anche rispetto a quella che noi vediamo, e anche questo sarebbe molto interessante, come dire, riprendere questo argomento, e cioè di far vedere in successione, come un po' aveva fatto anche Falchetta, ma insomma come ha anche Cagnato, far vedere attraverso proprio un gioco di sovrapposizioni di carte, di mappe, oggi di foto aeree, di mappe napoleoniche, di altro tipo di cartografia di cui abbiamo sentito parlare, i modi in cui la laguna si è disegnata in modo diverso, non è un qualcosa che vive lì dai tempi immemori, no, è qualcosa che cambia e che gli uomini cambiano. Quello che abbiamo sentito nell'ultima relazione, ancora una volta, Piero Falchetta, noi non vorremmo, stiamo cercando di capire il modo di aggirare il dilemma che si sta presentando, ed è stato detto con grande franchezza poi da tutti, anche da me nella prima lezione: salviamo la laguna o salviamo la città? È un drammatico gioco, per così dire, della torre a cui tutti credo dovremmo dare il nostro piccolo contributo, anche il nostro piccolo qui oggi dell'Ateneo nel corso di Storia di Venezia, per cercare di risolvere. Quindi grazie della vostra partecipazione e a te la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Dall'aprile scorso, come saprete, dopo presidenze illustri come quella di Alvise Zorzi e di Umberto Marcello Del Maino, che è qui con noi questa sera e ci fa molto piacere, ho l'onore di presiedere l'Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia, con la collaborazione di un attivissimo board, comitato di direzione che si è riunito anche stamattina, e con l'aiuto del nostro capo dell'ufficio permanente, che è Carla Toffolo, che pure è qui con noi. Il PowerPoint, innanzitutto vi illustro come pensiamo di organizzare la serata. Io faccio una breve introduzione di circa 5 minuti
che non posso non iniziare ringraziando cordialmente l'Ateneo Veneto, il direttore del corso Alfredo Miggiano e di questa straordinaria, e ovviamente Michele Gottardi, che ha fatto da trade union, è nel nostro comitato direttivo, e quello dell'Ateneo ha fatto da trade union di questa straordinaria occasione. L'Ateneo Veneto è nell'idea napoleonica proprio il luogo dove si dibattono le iniziative più importanti della città, quindi per noi essere qui è un grande onore, un grande piacere, e essere qui in una buona rappresentanza, perché vedrete tra poco i comitati attivi in questo momento sono 21, appartenenti ad 11 nazioni. Ci sono stati anni del passato in cui erano anche più numerosi, ma direi che 21 dopo più di 50 anni di lavoro è comunque un numero straordinario se pensiamo al lavoro che hanno fatto. Bene, quindi breve introduzione, poi abbiamo la rappresentanza di una decina di comitati, ovviamente erano stati invitati tutti, però i nostri amici giapponesi o danesi non sono proprio riusciti a venire, saranno qui per la nostra assemblea ad aprile e comunque pensiamo, li vogliamo idealmente tutti rappresentare. Quindi ciascuno di loro farà un intervento di 5 minuti, che sono 40 minuti, più i miei 5-7, quindi dopo ci sarà il tempo anche per delle domande e delle suggestioni da parte vostra. Come si vede nel loop di immagini che sta scorrendo alle mie spalle e che naturalmente potete guardare anche con più attenzione di quello con cui seguite me, vi ricordiamo che i comitati sono nati dopo l'Acqua Granda del 1966, che ahimè ritenevamo un momento terribile, un momento di crisi che purtroppo però abbiamo visto si è anche ripetuta. Sono nati per l'iniziativa dell'ex ambasciatore inglese in Italia, Sir Ashley Clark, e che ha subito trovato sintonia con il colonnello Gray, con il soprintendente Francesco Valcanover, e ne è nata un'attività che, ripeto, ha realizzato in questi più di 50 anni oltre 800 interventi e che porta annualmente a Venezia tra i 4 e i 5 milioni di euro ogni anno. Ma al di là delle cifre materiali, che pure sono molto elevate, soprattutto se si tiene in considerazione la continuità con cui tutto ciò si è sviluppato, è secondo me ancora più importante la vicinanza vera alla città, ai problemi della città, alla vita della città che questi comitati manifestano, esprimono e portano per il mondo. A me è accaduto di recente di fare dei piccoli tour di presentazione anche all'estero, così come è accaduto a Carla Toffolo, e quello che mi ha particolarmente colpito è come in varie nazioni si coltivi l'amicizia, il nome del sacrestano della tal chiesa oppure del tale funzionario della soprintendenza con cui siamo riusciti ad avviare un dialogo. Quindi è un'amicizia vera ed è un'amicizia concreta, e questo io lo posso dire per i miei anni trascorsi alla direzione delle gallerie dell'Accademia, anche uno stimolo. Tante volte le istituzioni sono sopraffatte dagli impegni eccetera, allora arriva il comitato che ti ha aiutato e che ti spinge a fare meglio e che ti pungola per fare meglio. Quindi è un insieme, una serie di relazioni umane, prima ancora umane, e di competenze assolutamente straordinarie, come dimostreranno anche molti degli intervenuti di stasera. Quindi è importante per noi il grandissimo intervento, ma anche il piccolo intervento, e vedete che si tratta di interventi di restauro, naturalmente, a cui in genere abbiniamo i comitati, ma anche attività di formazione, attività di ricerca, attività di pubblicazione, quindi una gamma di iniziative la più varie che ogni anno, direi, trovano modo per esprimersi
riunirsi e per manifestarsi, per un'idea di città che sia un'idea di una città viva, di una città vivente, non di una città musealizzata. È chiaro che tutti noi lavoriamo incentrandoci su dei grandi capolavori, ma non solo. In questi 50 anni è cambiata probabilmente anche la nostra prospettiva, e gli ultimi gravissimi inondazione del 12 novembre, poi che è continuata per tutto novembre fino al 24 dicembre, ci ha reso più sensibili al fatto che non possiamo essere cani da guardia. Forse non siamo stati sufficientemente attenti come cani da guardia, dovremmo riuscire a fare di più perché gli interventi nostri, che sono preziosi per la città, si inseriscano in una visione di recupero e di messa in sicurezza della città che sia vera, reale, organica e olistica, come oggi usa dire. Magari farò degli altri interventi successivamente, ma adesso voglio soprattutto ricordare i comitati che non possono essere presenti oggi e che sono il comitato austriaco, il comitato francese, quello danese, quello svedese, giapponese, olandese, l'American Italy Society of Philadelphia, Venetian Heritage, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, il World Monument Fund e la comunità ebraica. Sapete che molti di loro sono attivi tra di noi, li abbiamo visti anche partecipare al nostro comitato di stamattina, ma oggi per una serie di motivi non sono qui e hanno delegato ai colleghi una presentazione di uno spettro delle iniziative il più ampio possibile. Allora, per dare il segno di questa coralità che è amore per Venezia, servizio a Venezia, scambio con tutte le altre istituzioni e tutte le altre associazioni che lavorano per Venezia, voglio invitare i partecipanti alla tavola rotonda, che sono l'Associazione degli Amici dei Musei e Monumenti di Venezia, Daniela Manzoni Suppiei, l'Associazione dei Cavalieri di San Marco, Giuseppe Vianello, il Centro Tedesco di Studi Veneziani, Petra Schaefer, che però forse vuol rimanere giù a fotografare. Va bene, hai fatto tutto. Il Comitato Italiano per Venezia, Luigino Rossi, il Comitato Svizzero, Giordano Zeli, che è anche il vicepresidente dell'Associazione dei Comitati, l'Istituto Veneto dei Beni Culturali, Federica Restiani, Save Venice, che ha interrotto il suo meeting annuale, c'è tutto il board quindi per essere qui con noi, Melissa Con, Luia, Michele Gottardi, la Venice Gardens Foundation, Adele Herrera Baudengo, e Venice in Peril con Deborah Howard, che pure ha lasciato il comitato di Save Venice. Fa parte lei? No. Ok, bene. Quindi credo che possiamo dare il via a questa nostra piccola kermesse. Naturalmente il rispetto dei tempi sarà importante, nessuno di noi vuole veramente esaurire tutta l'attività, che è un'attività più che cinquantennale di tutti questi comitati, ma darvi dei punti di vista. Allora è interessante che si apra proprio con gli amici dei musei. Daniela, vieni qui proprio per dire che si aiuta Venezia, si è amici di Venezia Città Viva, non solo facendo restauri, ma anche coltivando aspetti dell'educazione, della formazione, della diffusione del sapere. Grazie. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Mi collego a una frase di Paola che mi è piaciuta particolarmente riguardo alla città vivente, Venezia come città vivente. Diciamo che noi come associazione degli amici dei musei, oggi come all'inizio degli anni 70, ancora cerchiamo di svolgere un ruolo di portatori, diffusori di cultura tra gli studenti e tra gli adulti.
Infatti proprio all'inizio degli anni 70 un gruppo di veneziani ebbe l'idea inedita per quel tempo, forse anche sulla scia, anzi sicuramente sulla scia dell'Acqua Granda che c'era stata, di creare questa associazione con l'obiettivo di promuovere la cultura, ed è quello che facciamo ancora oggi. E oggi è diventata, a distanza di più di 40 anni, un'associazione di promozione sociale, ha circa 300 soci e una ventina di volontari che operano all'interno dell'associazione. Quali sono i nostri punti di forza? Il fatto che accompagniamo da moltissimo tempo circa 5.000 studenti l'anno a scoprire e conoscere il patrimonio di questa città, dalle collezioni civiche a quelle private, a degli itinerari ai musei statali, quindi con un'attività che diciamo non ha fine e che cerca di andare al di là dello spopolamento della città stessa, quindi coinvolgendo non solo Venezia ma anche la terraferma. Ovviamente unita all'attività didattica, quindi per gli studenti, c'è anche quella che noi diciamo dedicata agli adulti, e anche qui accompagniamo circa 2.500 adulti ogni anno a scoprire gioielli della nostra città. L'associazione è organizzata in relazione appunto alle attività che svolge, quindi prevalentemente un'attività didattica, l'organizzazione di viaggi ed eventi culturali, e dall'anno scorso siamo riusciti faticosamente a riprendere un'attività di promozione di piccoli restauri, perché noi siamo un'associazione piccola rispetto ad altri colleghi che poi avrete modo di scoprire, e quindi siamo riusciti a restaurare questa tavola di Teodoro Pulacchi, che adesso vi faccio vedere, che è andata poi in mostra al Correr, nella mostra dedicata a Francesco Morosini, e quindi è stato un reiniziare anche qui un qualcosa di abbandonato da un po' di tempo. Anche quest'anno riusciremo, sempre con i nostri sforzi, a fare qualcosa per la città, e non solo per la città, e quindi dedicheremo un piccolo fondo al restauro di alcuni volumi danneggiati dall'Acqua Grande. Quale vuole essere il nostro ruolo in città e comunque nel panorama diciamo del Veneto? Quello di continuare a dare un supporto operativo ed essere attori nella salvaguardia, nella tutela e del patrimonio artistico di Venezia, e diciamo continuare a far conoscere non solo ciò che è noto, ma anche quello che è meno noto, anche a chi vive qui da molto tempo. E quindi vogliamo essere attori insieme a tutti quelli che conoscerete dopo. Ho cercato di... Bravissima! Insomma, ha battuto un record di sintesi. Scusatemi se mi ricollego sempre alla mia esperienza alle Gallerie dell'Accademia, ma veramente in un momento in cui il Museo Statale faticava a allargare il numero delle proposte culturali, devo dire che abbiamo proprio sperimentato anche per la distribuzione dei mitici tablet che Samsung aveva regalato alle Gallerie dell'Accademia e tramite Venetian Heritage, e noi avevamo un vero handicap, e lì voi siete arrivati, i nostri cavalieri, come i prossimi che invito, che è l'associazione dei Cavalieri di San Marco, che rappresentano una delle associazioni anche dei proprietari, rappresentano le istanze di cittadini veneziani, quindi lo invito a prendere la parola. Si può avere un po' di luce perché io dovrei leggere. Grazie. Grazie. Ringrazio l'Ateneo Veneto e il suo presidente, l'ambasciatore dottor Giampaolo Scarante, per l'ospitalità offerta ai comitati privati per questa riunione. Questo prestigioso antico istituto è da sempre attento ed impegnato nella salvaguardia di Venezia, dei suoi concittadini, delle sue tradizioni culturali. Analisi e situazione odierna, salvaguardia di Venezia e della sua residenza. Venezia
è stata dichiarata patrimonio del mondo, eppure proprio a Venezia si concentrano le volontà e le forze che lentamente ma inesorabilmente la conducono alla distruzione. I 4 elementi fondamentali che danno origine a tale situazione sono le acque alte eccezionali, il moto ondoso e le grandi navi, il pristino delle agevolazioni fiscali per le dimore storiche che il governo Monti ha soppresso e rifinanziato dalla legge speciale per Venezia, isole e centro storico. La carenza di collegamenti con la terraferma e la necessità di nuovi parcheggi posti auto per residenti. La mancanza di opportune attrezzature nautiche e la realizzazione di nuovi posti di lavoro per residenti diversificati dalla monocultura turistica. Sul primo punto, sin dal 1966, la stampa mondiale se ne è interessata e quindi è un problema e ben a conoscenza di tutti. Sono stati spesi miliardi per studi e sperimentazioni, ma ogni gruppo politico, per convenienza di parte, distrugge quanto fatto ad altri per affidare i propri settori, studi e progetti che nel breve tempo svaniscono nel nulla. A distanza di 54 anni da quell'evento ancora non vi è all'orizzonte una soluzione certa. Ritengo che quanto già realizzato in pochi anni nel 1987 nei Paesi Bassi, in Olanda, che si trovano sotto il livello del mare, con costi irrisori rispetto al nostro Mose, sia per la realizzazione sia per la manutenzione, poteva essere eseguito anche qui da noi, con il pristino dei canali portuali alla loro quota originaria, da metri 12 a 6, con la realizzazione di un porto offshore fuori dalla laguna per le grandi navi, con il divieto di scavare nuovi canali in laguna e il ripristino dirottando i fiumi Brenta, Sile e Piave della laguna. Non ci resta che sperare di una rapida soluzione della fine dei lavori del Mose. Per il secondo punto, relativo al moto ondoso, il piano del traffico acque, seppure strettamente di competenza degli amministratori comunali, deve essere attentamente valutato da tutte le sue angolazioni. In particolar modo va presa in considerazione la salvaguardia di un patrimonio artistico, architettonico, culturale e sociale, unico al mondo, piuttosto che la risposta a interessi di parte e di singole categorie. Il principio ispiratore del nuovo piano deve essere quello della tutela di un bene comune, tutela superiore a qualsiasi interesse o categoria, prevedendo una drastica riduzione del moto ondoso, impedendo l'attraversamento a tutti i natanti a motore, taxi compresi, che non siano realmente necessari e funzionali alla città. È necessario selezionare il traffico interno ai canali, funzionale alle esigenze dei residenti e delle attività economiche, e indirizzare quello turistico verso la navigazione esterna. Voi tutti, è peccato che non ho fatto alcune foto, però i canali di Venezia sono in uno stato precario da non descrivere. Una laguna ha una sola legge: presentare in Parlamento un emendamento della legge speciale che accorpi le varie normative e dia un ordinamento unitario al traffico delle acque della laguna di Venezia. Manca un referente unico sulla materia e la frammentazione di competenze comune, ex magistrato, alle acque, autorità portuali, capitanerie di porto e provincia, comporta la mancanza di disciplina e di regolamentazione delle acque interne ed esterne alla città. Tale disciplina unitaria dovrebbe riservare al Comune di Venezia una competenza esclusiva. Incentivi e rottamazione e l'obbligo di GPS per l'unità lagunare, intendo quelle che non possono e non devono navigare in mare, ma solo in laguna, CTV, taxi, Gran Turismo, AMA, trasportatori, eccetera. Su queste si possono prevedere limiti di potenza, di dimensione, nonché carene apposite e motorizzazioni compatibili. Attività di controllo delle forze dell'ordine, con norme più severe rispetto all'attuale, rendere il servizio a CTV servizio pubblico di linea rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente. I mezzi della CTV troppo spesso non rispondono agli standard delle qualità richiesti dal contratto di servizio, essendo obsoleti, molto numerosi ed altamente inquinanti. Non si capisce questa carenza nonostante i 38 milioni di turisti all'anno che pagano 7,50 € un biglietto a CTV. Riordino del servizio di trasporti di merci attraverso la creazione di un centro di interscambio ritenuto fondamentale dai trasportatori artigiani per abbattere il moto ondoso. Il ragionamento è semplice: oggi il trasporto merci in città è legato all'arrivo casuale dei camion,
con lo scarico diretto in barca, la mancanza di ogni rapporto fra volume delle merci e stazze delle barche, la partenza immediata e a qualsiasi ora dei topi e delle altre imbarcazioni. Con l'interscambio, invece, l'approvvigionamento della città potrebbe essere fatto in maniera molto più ordinata. I camion potrebbero continuare a arrivare a qualsiasi ora, ma lo stoccaggio delle merci al tronchetto consentirebbe di programmare i giri per fasce orarie su percorsi omogenei con molto meno barche e con tutta la stazza più piccola. Per quanto concerne le grandi navi, vale quanto già esposto in precedenza al punto 1. Per il terzo punto, il ripristino delle agevolazioni fiscali. Previste già a suo tempo per gli immobili notificati siti nella città di Venezia, centro storico e isole, specificità della città di Venezia. La clausola normativa da introdurre nell'ordinamento è la seguente. Ai fini fiscali per gli immobili dichiarati dal Ministero del particolare interesse storico, artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42 del Codice dei beni culturali e dei Sì, scusate un attimino, io mi astengo, avevo un'altra paginetta, però la cosa va un po' alla lunga. E pertanto per il quarto punto bisognerebbe ridurre i tempi degli spostamenti rivitalizzari, i servizi essenziali. Per il quinto punto invece la mancanza di attrezzature del diporto. Qui ci sarebbero molte cose da dire, ma a parte questo l'importante è la salvaguardia di Venezia e cercare di tutelarla nel suo insieme, perché sappiamo tutti quanto è impossibile viversi ancora a Venezia. I veneziani se ne vanno, la città muore e quindi tutti noi dobbiamo impegnarci su questo. Ci sarebbero molte altre cose da dire, però i tempi sono quelli che sono. Vi ringrazio infinitamente. Sì, ci siamo tutti impegnati, l'attività di tutti è grande e apprezziamo che i Cavalieri di San Marco si siano impegnati in una disamina così precisa, però l'idea stasera è ripresentare una visione d'insieme, quindi il senso è quello. Chiedo adesso all'Istituto, al Centro Tedesco di Studi Veneziani, a Petra Schäfer di intervenire. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Mi metto il timer così vediamo quanto riesco a dire in 5 minuti. Grazie per questa bella occasione che oggi possiamo essere qui. Noi, come tanti altri comitati, come Centro di Studi Veneziani, siamo a Venezia da quasi 50 anni, dal 1972. Invecchiamo ma ringiovaniamo allo stesso momento, perché siamo un'associazione privata che sempre si rinnova. Abbiamo tanti giovani studiosi e artisti che vengono a Venezia che sono sempre più giovani. Questo è il bello, ecco. Vi ho portato alcuni slide, la prima che vedete è quella della sede che tanti di voi, ho visto tante facce amiche, conoscete benissimo, Palazzo Barbarigo della Terrazza sul Canal Grande, e la prossima locandina che proprio si terrà qua, il nostro prossimo evento pubblico, vi invito tutti lunedì alle 18 nella sala Tommaseo Freud a Venezia. Per chi è interessato troverete su internet e anche i Deplan. Scusi Presidente, lo spot pubblicitario. No, l'altra cosa che vi ho portato sono tanti loghi, e semplicemente perché come Centro Tedesco non siamo soli, siamo affiancati. Noi siamo un'associazione, come dicevo prima, di scopo di lucro, un'associazione di ricercatori con il nostro presidente Matteus a Mainz e con la direttrice Marita Lieberman qui a Venezia, che vi saluto attualmente all'Istituto Svizzero per un convegno, ma abbiamo anche l'incaricata per la cultura e i media, la ministra di Stato per la cultura della Germania, che con $500,000 ogni anno ci finanzia e finanzia la sede che è di proprietà privata, questo primo piano nobile. Sono tanti soldi, anche dopo l'acqua grande servivano altri soldi per mantenerlo. A parte questo non facciamo restauri, noi abbiamo più un'idea ideale di dare una mano a Venezia, e lo facciamo attraverso queste borse di studio che diamo alle eccellenze che vengono individuati. Abbiamo borsisti e ricercatori con studi veneziani, dottorandi e postdoc, sono circa 25 ogni anno di varie materie: storia dell'arte, bizantinistica, musicologia, storia della medicina, giuridica, ecco, studi storici di tutte le materie.
Da lì produciamo qualcosa che così che i nostri studi sono visibili, facciamo anche e pubblichiamo le tesi dottorate secondo i libri anche in altre lingue. Qua vedete una giovanissima studiosa svizzera che ha pubblicato un libro in francese, e abbiamo tanti borsisti artisti, anche qua un random vi ho portato, compositori, pittori, fotografi, scrittori. In centro vi ho messo l'amica Sabine Scholl, scrittrice che appunto ha partecipato a uno degli tanti eventi qui all'Ateneo Veneto con la meravigliosa mostra di Edmond de Waal. Cosa fanno questi giovani? Sono a Venezia, gli artisti 3 mesi, gli ricercatori fino a 2 anni, dipende dal loro progetto, e studiano, risiedono a palazzo e fanno arte o ricerca. E questo è assolutamente una cosa eccezionale in Italia per quanto riguarda gli istituti tedeschi in Italia, perché riuniamo appunto la ricerca con l'arte, e vi devo dire che è veramente divertente e sorprendente quello che ne esce fuori, e spero che tutti voi ne approfittate. L'idea del nostro istituto è farvi vivere questa esplosione di idee e di risultati che ne emergono. Vediamo cos'altro vi ho portato, la nostra sede dove ci riuniamo, e in chiusura vi ho portato una bella foto per dirvi siamo simpatici, venite a trovarci. Questa è la nostra meravigliosa terrazza sul Canal Grande, e non sempre sventola la bandiera tedesca perché non siamo un'istituzione governativa, ma una volta all'anno alla regata storica non possiamo fare a meno. Qui la vedete sventolare con la bandiera veneziana, e vedete come si incrociano un po' tutti. Grazie. Adesso è la volta del Comitato Italiano, e prego Luigino Rossi. Quindi in questa assemblea così internazionale c'è una grande responsabilità essere Comitato Italiano, ma Luigino Rossi ha spalle forti e la sopporta bene. Prego. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. Ed è un grande piacere vedere la sala completamente, anche completa, ma anche tanti che aspettano in piedi. È un'occasione buona questa di incontrarci tra di noi. Noi ci incontriamo da 50 anni in un ambiente che si chiama UNESCO, che siamo in prestito con alternanze di collaborazione e qualche piccolo problema. La Carla ride, la nostra segretaria assistente, eccetera. Ma io ho fatto delle esperienze e continuo a fare delle esperienze positive. Questa decina di presidenti che rappresento i loro comitati, bisogna ricordarli. Stiamo parlando di comitati privati, quindi solo volontariato e sponsor. Noi abbiamo il compito solo di cercare i quattrini per restaurare. Salvaguardia per noi vuol dire all'80% dei calcoli che abbiamo fatto vuol dire restauri, e nell'ambito dei restauri c'è di tutto. Abbiamo fatto degli inventari. Abbiamo da tempo superato i 1000 restauri complessivamente, con 3 campioni che si misurano tutti gli anni con milioni, milioni e milioni tutti gli anni di restauri. Quindi è l'unica istituzione che esiste in Italia. Avevano tentato a Firenze dopo le acque alte del 66, ma sono andati avanti 2 anni, poi hanno chiuso tutto. Non è stato facile, non è facile ancora oggi tenere in piedi questa associazione privata, perché abbiamo un piccolo bilancio di costi, perché poi dobbiamo cercare effettivamente anche di fare restauri. Nel 1969 è stata fatta da Bruno Visentini, il trevigiano Bruno Visentini,
ministro all'epoca, credo, delle finanze, ha fatto un progetto per appoggiare questa associazione. E lui ha presieduto il comitato che oggi ho la fortuna l'onore di presiedere io, è stato quello che ha portato avanti la bandiera italiana come comitato italiano. D'altra parte accordi si sono fatti, appunto, come ho detto, con l'UNESCO per cercare di avere assistenza, di avere anche una sede. Attualmente stiamo cercando anche, credo, di cambiare sede se è possibile, perché sembra che sia difficile continuare con questa che abbiamo. Nel 1973 si sperava che la legge speciale per Venezia potesse girare dei fondi anche per i nostri restauri, ma nessun comitato ha avuto finanziamenti dalla legge speciale. Quindi poi abbiamo visto come sono andate le cose e credo che anche questa legge speciale, con la scusa del Mose o non il Mose, non mi pare che Venezia abbia avuto poi negli ultimi anni tanti finanziamenti. E quindi facendo una sintesi di quello che si è fatto, io credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi del nostro ruolo, perché è un ruolo che dimostra che si può per 50 anni, un gruppo di amici, oggi siamo 22, sono gli aderenti, ma non tutti fanno restauri, forse neanche il 50%, ma tutti gli altri portano delle idee, degli esempi di collaborazione, c'è tra di noi un'amicizia ormai consolidata, quindi è un lavoro imprenditoriale privato. Io non vorrei dire quanto bravi siamo e quanto abbiamo resistito e quanto abbiamo così anche cercato di superare certi anche piccoli ostacoli tra di noi, ma proprio l'amicizia, proprio la partecipazione e soprattutto il desiderio di vedere che paesi stranieri, una decina di paesi stranieri, in particolare gli americani, credono a Venezia, credono molto più di noi, vogliono bene Venezia, la amano come lo facciamo noi, ma penso che ognuno di noi sta facendo veramente dei piccoli miracoli tutti gli anni per tenere le quote di restauri o budget che ognuno di noi si dà ogni anno. Comitato italiano non abbiamo, io non ho nessun diritto di reclamare o di protestare o di insegnare a qualcuno come si deve amministrare questa città. Noi cerchiamo di parlare poco e fare i fatti come imprenditori. La tecnica è quella di essere imprenditori al di fuori dalla mischia, non si fa politica, non si parla mai di politica, ma cerchiamo di mantenere e di aumentare se possibile i restauri. Noi nel nostro piccolo, io nel mio piccolo, come anche gruppo di adesioni e di sponsor, abbiamo a tutt'oggi investito in restauri più di 2 milioni di euro. Abbiamo sempre progetti e progetti continuamente ci arrivano sul tavolo. In questa occasione delle acque alte si è parlato anche di poter fare una raccolta collettiva, ma da quello che abbiamo poi capito, io ho provato anche col mio Lions Club Host, che è il più vecchio Lions di Venezia. Sì, noi abbiamo deliberato, fatto deliberare anche 5.000 euro, però dopo tutte queste istituzioni non hanno un'autonomia gestionale che possiamo fare solo. Io regionale, distretto 103, dice no, per carità, questi facciamolo insieme. Andate a finire che i 5.000 che io speravo di gestire per conto mio sono andati assieme con tutti quelli dell'Ions della regione. Io speravo che ci fossero qualche 100.000, 150.000, 20.000 euro e se li gestiscono loro, va bene, insomma, piuttosto di niente, però quindi per dire che anche quando si mettono in gioco in queste situazioni delle nostre ultime acque alte la ricerca di denaro, anche le altre istituzioni come i Lions, i Rotary, non penso che abbiano versato a qualcuno tanti soldi, insomma, perché non c'è anche la possibilità forse di pescare quattrini in città.
quelli che noi riusiamo cerchiamo, ognuno abbiamo le nostre fonti, i nostri paesi stranieri, come ho detto, che sono molto attivi. Da parte nostra adesso, oltre a aver fatto quello che abbiamo fatto sul tavolo, abbiamo diversi altri progetti. Palazzo Ducale, per esempio la sala del Piovego, ci chiedono se possiamo rinnovare l'impianto illuminario della luce elettrico, eccetera. E qui è un impegno che vedremo se riusciamo a farlo. Ci sono 10 altari abbiamo i progetti di 10 altari a Santo Stefano. Santo Stefano è la chiesa che abbiamo deciso di dare moltissimo. Sono stati fatti 5-6 restauri importantissimi e le chiese è la scelta per noi. Sono 20 le chiese che siamo intervenuti con questi soldi in tutti questi anni. E poi tanti altri, ma l'80% dei nostri soldi che raccogliamo vanno tutti a restauro nelle chiese. È una scelta che abbiamo fatto così, perché altrimenti ci vorrebbero tanti di quei soldi. Ecco, io mi sento impegnato, come me tutti gli altri, spero di continuare su questa strada, che insieme con i colleghi, che siamo un esempio per tutti. Grazie. Bene, adesso è la volta della Fondazione Svizzera Pro Venezia, la parola a Giordano Zeli. Buonasera a tutti. Non vi nascondo una certa emozione a parlare in questa sede prestigiosissima, anche se sono socio dell'Ateneo Veneto e anche se la Svizzera e la Fondazione Svizzera che qui rappresento è stata premiata con il premio Torta, proprio agli albori, appena nato il premio. E quindi è per me veramente un onore e un privilegio essere qua e raccontarvi un po' chi è la Fondazione Svizzera e com'è. Potrei definire unità nella diversità. Noi siamo uniti in un'associazione di comitati che perseguono lo stesso scopo, anche se ognuno di noi è un po' diverso, vuoi per nascita, vuoi per provenienza, vuoi anche per, diciamo così, filosofia e genere di attività. La nostra fondazione è nata anch'essa dopo l'Acqua Grande del 66, dopo l'appello internazionale del Consiglio d'Europa e di UNESCO. Ma già una particolarità che intendo sottolineare è che la nostra fondazione è stata voluta e costituita dal governo svizzero, dal Consiglio federale. È un'istituzione di diritto privato, ma voluta e costituita dal governo svizzero. Altra particolarità, nell'arco di questi 45-50 anni di attività, molto spesso l'ente pubblico contribuisce al finanziamento dei restauri che promuoviamo a Venezia. Parlo di sostegno finanziario da parte della Confederazione, da parte dei cantoni, quindi delle regioni, e da parte anche di comuni. Se voi avete avuto l'opportunità e l'occasione di vedere la lapide in San Stae, che c'è all'interno della chiesa, che è stato il nostro primo restauro ed è grazie a quel restauro che siamo stati onorati del premio Torta, voi vedrete che coralità di sostegno che è venuto sia dall'ente pubblico svizzero sia da enti privati cittadini, istituzioni bancarie, istituzioni assicurative. E questo dura ancora oggi. Ancora oggi, ogni qualvolta noi ci accingiamo a finanziare un grosso restauro, noi riceviamo sostegno, che è poi il sostegno dei contribuenti svizzeri. E ci tenevo a dirlo questo per farvi capire che anche la responsabilità che poggia sul consiglio della nostra fondazione, perché
impieghiamo e usiamo fondi di tutti i cittadini della Svizzera. Da un po' di tempo ho coniato uno slogan: da emergenza a progetto culturale. Perché? L'emergenza purtroppo c'è sempre e credo che il 12 novembre ce l'ha ricordato ancora in maniera quasi troppo forte. Non ne avevamo bisogno, penso, nessuno di noi aveva bisogno di questa ricaduta di acqua grande. Ma ho coniato questo slogan perché noi cerchiamo di mantenere vivo il legame che esiste fra i due paesi, Venezia e Svizzera, finanziando e sostenendo progetti di opere che sono state realizzate da architetti, artisti che venivano dalle nostre terre. Per più di 200 anni, voi lo sapete, non devo insegnarvi la storia di Venezia, una forte colonia, soprattutto di ticinesi, operava a Venezia. I Lombardo erano dei ticinesi, evidentemente venivano identificati con la Lombardia perché il Ticino è Lombardia. I Sardi, papà e figlio, Domenico Rossi, San Stae, Chiesa dei Gesuiti, nipote dei Sardi, venivano tutti dalla nostra povera terra, emigravano perché Venezia era una città ricca, era una città che aveva bisogno di manodopera, anche competente perché si sono poi rilevati anche bravini, per cui noi cerchiamo di mantenere vivo questo legame che c'è fra i nostri due paesi. La globalizzazione c'era già. E quindi ecco che questa spinta, questo ideale nel salvaguardare il patrimonio artistico e culturale di Venezia è anche un po' nostro questo patrimonio. Oltre a essere patrimonio dell'umanità, è anche un po' ticinese e questo a noi fa molto piacere, perché è importante che anche le generazioni future sappiano queste cose. Quando oggi si discute di chiusure e di controlli, la gente girava e creava e portava a casa un arricchimento anche culturale. Questo noi cerchiamo sempre di sottolinearlo. E pur concentrandoci sul mandato che abbiamo ricevuto, che è quello di finanziare restauri per la salvaguardia di beni, di opere d'arte importanti, non possiamo, e anzi sappiamo tutti molto bene, siamo consci che la salvaguardia di una città non può essere fatta unicamente con il restauro di monumenti. Lo sguardo deve evidentemente aprirsi. Ed è il mandato che le piccole punzecchiature che ho ricevuto dalla Presidente, ed ecco che anche la nostra associazione, pur continuando nella sua missione di finanziare restauri, perché è chiaro che i monumenti e le cose importanti vanno salvaguardate, quindi se hanno bisogno di restauro e di manutenzione noi ci siamo. Però non ci scordiamo del resto, tant'è che, e qui ci tengo a sottolinearlo, quando 3 o 4 anni fa lo Stato italiano, riconoscendo l'importanza della nostra Unione, ha voluto siglare con noi un accordo di collaborazione, questo ci ha permesso di rinascere, di avere ancora più voglia di rimanere, perché, come ha accennato un po' Luigino Rossi, i rapporti con l'UNESCO si sono un po' interrotti, purtroppo non per colpa nostra, e questo ve lo dico, e lo posso dire perché come vicepresidente ho dovuto seguire questa faccenda. Ma ecco che, consapevoli che questa salvaguardia deve essere estesa, deve essere aperta, non possiamo concentrarci e non basta restaurare un monumento per metterci la coscienza a posto, scusate. Da tempo ci preoccupiamo anche dell'altro. L'associazione ha promosso seminari sulla manutenzione, ha promosso la formazione dei giovani, tant'è che come Fondazione Svizzera abbiamo iniziato una collaborazione con l'Istituto Veneto dei Beni Culturali, siamo riusciti a far nascere un accordo
di scambio fra studenti, tant'è che in un restauro propedeutico avete visto un'immagine, un gruppo di ragazzi che guarda da un ponteggio, e questa era la prima collaborazione con l'Istituto Veneto, e abbiamo fatto lavorare dei giovani, perché è importante che questi giovani possano imparare veramente sul pezzo e non solo in maniera teorica. Ed ecco che anche sul pungolo dell'architetto Leo Schubert l'associazione organizzerà un seminario per approfondire la famosa dichiarazione di Davos, che è stata firmata da tutti gli stati europei, perché sarebbe interessante vedere se è possibile declinare questa dichiarazione di Davos in una eventuale nuova carta per Venezia. Termino qua, vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per domande. Sì, questa è veramente una frontiera molto importante, quella del rapporto tra l'heritage, tra il patrimonio e l'equilibrio ambientale, veramente una delle strade per il futuro. Istituto Veneto dei Beni Culturali, appena citati, Federica Restiani, il tema della manutenzione programmata. L'Istituto collabora con molti dei comitati, con alcuni comitati, in un processo virtuoso. È partita, vabbè, non dirò veloce. Buonasera, allora io ringrazio per l'invito a partecipare appunto a questo incontro. L'Istituto Veneto per i Beni Culturali è un ente no profit che è stato fondato una trentina di anni fa dal nostro direttore Renzo Ravagnan e si occupa fondamentalmente di ricerca e formazione nell'ambito dei beni culturali. Siamo accreditati presso la Regione Veneto per la formazione del tecnico del restauro e ormai da diversi anni siamo sostenuti ovviamente dalla Regione, ma anche abbiamo stretto una serie di convenzioni e collaborazioni, ad esempio con il Polo Museale, e attraverso una serie di borse di studio sostenute dai comitati internazionali e soprattutto nella figura attuale del comitato della Sei Venice, siamo in grado di usare questi fondi appunto per sostenere le attività di restauro degli studenti. Oggi sono stata chiamata, l'Istituto Veneto lavora prettamente in ambito veneto, ma è presente anche all'estero, in particolare in Terra Santa e nello Yemen, dove ha attivato anche lì dei corsi di restauro, delle scuole di restauro per formare e preparare alla cultura della conservazione anche gli operatori locali. Abbiamo una serie di cantieri infatti adesso anche in Terra Santa. Sono stata chiamata oggi a parlare fondamentalmente della manutenzione e quindi ho proposto tre interventi importanti, due dei quali alla Cadoro e a Santa Maria dei Miracoli, sostenuti appunto con le borse di studio della Sei Venice per i nostri studenti, in cui appunto siamo presenti da diversi anni. Cosa significa manutenzione? Allora, nell'ambito ovviamente del restauro e dei beni culturali, la manutenzione non è un restauro in piccolo o un restauro breve, anzi è tutta quella serie di attività di monitoraggio, di controllo del restauro, ma anche di verifica delle procedure applicate e quindi anche di miglioramento talvolta delle stesse, che permette quindi di conservare il restauro. Alla Cadoro, ad esempio, dove siamo presenti dal 2016, con una serie prima di interventi prettamente conservativi prima che manutentivi, ma siamo presenti ancora oggi perché circa una volta al mese i nostri operatori eseguono delle operazioni di desalinizzazione del pavimento, oltre che di verifica delle tenute delle tessere. Durante l'ultima drammatica acqua alta nessuna di queste tessere è stata persa, e questo perché noi dal 2016, non perché siamo più bravi, ma perché siamo sempre presenti e quindi possiamo fare manutenzione programmata e continuata. E nel 2019 inizieremo un percorso simile anche sul pavimento della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, in cui è in corso appunto la progettazione.
E a Villa Pisani siamo attivi lo stesso dal 2017 e con una serie di attività di restauro, ma anche e soprattutto su tutti i gruppi scultorei del parco. E in questo caso la nostra presenza ha fatto sì che nel corso del tempo abbiamo deciso di abbandonare le procedure più tradizionali di intervento, soprattutto sul biodeterioramento, e a favore quindi di prodotti più green. Quindi noi attualmente stiamo intervenendo appunto sul biodeterioramento, muschi, licheni e altre forme di biomasse, applicando oli essenziali a base di origano, quindi con zero impatto ambientale, dal momento che stiamo comunque lavorando su un parco storico. E i primi risultati di questa sperimentazione, bisogna ammetterlo, non sono stati eccezionali, perché comunque le forme di biomassa tornavano con una discreta frequenza, ma tuttavia il fatto che noi ogni anno possiamo tornare ha fatto sì che abbiamo progressivamente migliorato le procedure di intervento e quindi l'attività continuata, programmata, che c'è solo quando si stabilisce una relazione continuativa con una serie di enti, il polo museale e il sostegno appunto di comitati internazionali. Questo fa sì che la conservazione e la manutenzione possa anche essere ricerca. Chiedo scusa per la slide, che c'è stato un salto di impaginazione, e parlando di manutenzione ricordiamo che ha delle radici all'interno della cultura del restauro antichissime, nel senso antichissime quanto è la cultura del restauro. Lo stesso Ruskin per prima, e a Venezia parlando di restauro non si può ricordare Ruskin, diceva: prendetevi cura solerte dei vostri monumenti e non avrete bisogno di restaurarli. Adesso Melissa Con per Save Venice, e lo stimolo che le avevo dato, ci siamo un po' preparati per questo incontro e come gli ultimi eventi possono aver cambiato comunque in un processo che era già in corso la nostra visione degli interventi. Grazie Melissa. Buonasera. È stato chiesto a me di parlare di come Save Venice ha cambiato il modo di lavorare dopo le acque alte di novembre di 2019. Il nostro comitato è nato dopo... Scusi che partiamo, adesso lascio qui questo loop di slides. No, dovrebbe andare da solo. Potrebbe... Sì, scusi. Ok, e va da solo. Il nostro comitato è nato dopo l'alluvione del 66. È stato fondato con il nome Save Venice nel 1971. Nei nostri primi anni abbiamo lavorato nell'ambito del dopo alluvione, con progetti riguardanti i danni dell'acqua alta. Per esempio, il restauro della chiesa di San Donato a Murano ha impegnato Save Venice dal 1973 al 79. È stato fatto un manto al di sotto del pavimento musivo del XII secolo e creato una vasca di contenimento per proteggere la chiesa dall'infiltrazione. Terminato il periodo di emergenza, Save Venice ha continuato a finanziare nuovi restauri, come la chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la scuola grande di San Marco. Poi, per un periodo, ci siamo concentrati sui quadri di grandi maestri veneziani e il restauro delle opere di Carpaccio, Tiziano, Tintoretto e Veronese. Ma con le acque alte di novembre e dicembre siamo tornati alle origini. Save Venice è sensibile alle necessità più urgenti della città di Venezia e i suoi beni culturali. A novembre abbiamo lanciato l'Emergency Relief Fund, dove Save Venice ha subito messo a disposizione $100.000 e ha fatto un appello ai nostri sostenitori di darci una mano. Subito abbiamo iniziato a fare i lavori meno appariscenti,
come sciacquare i pavimenti delle chiese, comprare pompe e parecchie, e riflettere sulla possibilità di creare un protocollo utile per quei luoghi dove non ci sono persone specializzate a affrontare queste situazioni di emergenza. In questo nostro impegno si è aggiunto il sostegno dell'ambasciata italiana a Washington, che ha lanciato l'iniziativa America Loves Venice e ci ha aiutato di trovare nuovi donatori, arrivando adesso alla cifra di $587.000, dedicati esclusivamente a iniziative relative all'acqua alta. Stiamo aiutando chiese, musei, istituzioni veneziane, nominando alcune come la Scuola Dalmata, Galleria Franchetti a Cadoro, la Chiesa di San Donato a Murano, Santa Maria Assunta di Torcello, la Chiesa di Carmini, quantificabile in circa una trentina di luoghi. Save Venice è consapevole della fragilità di Venezia e ci vuole impegnare ancora di più in queste iniziative, che seppur minore sono in grado di fare una grande differenza. Grazie. Beh, credo che anche se conosciamo alcune o molte di queste iniziative, l'idea di questa presentazione generale penso che possa essere veramente utile e preziosa, quindi ringraziamo dell'opportunità e chiediamo a Michele Gottardi di intervenire, però non per questa opportunità che ci ha offerto, ma per l'Università Internazionale dell'Arte e per il ruolo che ha anche la formazione in questo ambito. Grazie, buonasera a tutti, passiamo velocemente. L'UIA, l'Università Internazionale dell'Arte, è un istituto di formazione molto simile a quello che avete sentito un poco fa, l'Istituto Veneto per il Restauro. Usufruisce della stessa tipologia di finanziamento che sono i fondi sociali europei e ha lo stesso compito formativo che è quello di fare i tecnici del restauro. Lui ha una vita antica, è un'istituzione con la forma dell'associazione riconosciuta che nasce nel 69. Anche qui è chiaro il legame con l'Acqua Granda del 66, risposta che Giuseppe Mazzariol e Carlo Maria Raghianti a Firenze cercarono di dare in quegli anni mettendo insieme due UIA, una a Venezia e una a Firenze. L'UIA di Firenze si è chiuso all'inizio degli anni 2000 e l'archivio è stato acquisito dalla Fondazione Raghianti. L'UIA di Venezia ha continuato ad esistere anche se nel tempo ha modificato la sua realtà e si occupa appunto di formazione dei tecnici del restauro e quindi è una scuola di restauro sostanzialmente. I due livelli dei restauratori in Italia sono appunto quello del restauratore che esce dall'Opificio delle Pietre Dure anziché dalla Scuola di Restauro di Roma e quello delle scuole di restauro. Nel Veneto sono 6 le scuole di restauro e si occupano di cose e di argomenti, di oggetti e hanno un destino diverso. L'UIA si occupa di 3 settori. Diviso uno per anno: ligneo primo anno, lapideo secondo anno e gli affreschi, le superfici decorate, gli affreschi murali. Come vi dicevo prima, il corso è totalmente gratuito, lo studente non spende €1, anzi riceve dei buoni pasto e anche un modesto rimborso spese per la seconda delle ore che svolge. E ha questa qualifica che è riconosciuta dalla Comunità Europea. Dura 3 anni, circa €900 all'anno, ma, e qui entriamo nella logica del restauro, 1/3 di queste ore è destinato ai cantieri scuola.
Questo, poi come potete capire, va increscendo nel primo e nel secondo anno per raggiungere un ulteriore numero di ore e di attività nel terzo anno, dove alle ore di cantiere scuola vanno aggiunti anche gli stage presso aziende specializzate in restauro, che permette agli studenti di fare delle esperienze che non sono precisamente in Laguna o nell'ambito veneziano, ma che in passato ha portato anche questi studenti a Versailles anziché a Malta quest'estate, in tutti i luoghi dove le aziende hanno evidentemente dei cantieri di restauro. La struttura dell'istituzione è un'istituzione che aveva avuto un momento di crisi una decina d'anni fa. L'Ateneo Veneto, la Cini, la Querini Stampalia e la Fondazione Levi l'hanno ripreso in mano una decina d'anni fa, l'hanno rilanciato assieme alla Cini, assieme all'Iveser e assieme alla Bevilacqua La Masa oggi. Quali sono per esempio i cantieri che fa l'UIA? Da una decina d'anni restaura, anche qui con la logica che dicevamo prima della conservazione che rimane costantemente negli stessi luoghi, la chiesa dei Tolentini. Se voi avrete occasione di entrare nella chiesa dei Tolentini, voi vedrete che l'abside e quasi tutto il transetto è frutto di un restauro che continua ed è un cantiere scuola. Stiamo avviando, partirà a fine mese, il restauro del portale del Buora nel chiostro, il secondo chiostro della Fondazione Cini a San Giorgio. E voi capite che questo, come dire, è una scuola che si manifesta effettivamente nel luogo, che non è solo teorica ma è pratica. Come si diceva anche prima, i restauri e i cantieri scuola sono un'occasione per dimostrare, mettere in pratica, sotto la guida dei docenti che fanno seguire gli studenti, come in realtà questa attività sia un'attività primaria. Tenete conto che non è sempre così facile trovare studenti, e non solo perché a Venezia siamo in 2, ma perché in realtà un po' a volte le scuole non sono conosciute, ma anche e soprattutto la concorrenza guarda oltre, cioè guarda verso un altro tipo di formazione che prescinde da questa, che invece sarebbe utilissima, soprattutto, lo dico in modo anche, non sembri cinico, in questi momenti. La sede dell'Università Internazionale dell'Arte è in una delle 2 ville Eriot alla Giudecca, l'altra è quella dell'Iveser. E anche qui, tanto per capirci, per capire le difficoltà, noi viviamo in prorogatio perché i luoghi, gli immobili sono comunali, con una concessione rinnovata più volte, ma che è scaduta da 5 anni. Era ancora Zapparorto il commissario straordinario che aveva inserito Villa Eriot in una cartolarizzazione. Poi, siccome Villa Eriot è un bene comune anche della Giudecca, ci fu una sorta di insurrezione popolare e la cosa rientrò, e questo quantomeno è stato tolto. Ma viviamo in un regime di prorogatio, come pure viviamo in una situazione di difficoltà economica, non tanto perché il bilancio sia in rosso, il bilancio è sempre chiuso, in pareggio, anzi casomai con un lieve attivo, ma siccome dipendiamo dai fondi sociali europei e dal saldo di questi fondi che viene dalla regione, noi attualmente avanziamo 400.000 euro e potete far capire quanta fatica si fa fronte ai costi della scuola, gli stipendi dei docenti e soprattutto il costo del restauro. Grazie. Uno degli ultimi comitati, dei più recenti, è quello dedicato ai giardini. Chiedo ad Adele Herrera Baudengo di parlarci della Venice Gardens Foundation. Grazie, buonasera a tutti. In effetti siamo gli ultimi nati, credo, siamo nati nel 2014 specificatamente per restaurare e curare giardini storici a Venezia, giardini sostanzialmente pubblici.
Quando siamo nati ci siamo chiesti quale poteva essere il primo giardino e abbiamo considerato, ma proprio sentendo i veneziani, che il primo giardino sarebbero dovuto essere i giardini reali di Piazza San Marco, del bacino tra Piazza San Marco e il bacino di San Marco. E devo dire in un modo anche molto toccante, perché io vivo in questa città da 10 anni, questa città che amo moltissimo, e quando ho conosciuto molte persone che vivevano a Venezia e molti veneziani mi dicevano, parlando di questi giardini, noi andavamo a giocare da piccoli, adesso non ci avviciniamo più perché è impossibile. Questo mi ha molto toccato e abbiamo appunto, io chiederei di mandare un video che dura 1 minuto su come noi abbiamo trovato questi giardini nel 2014. Il video. Non vi mostro i restauri come sono terminati, perché spero che tutti voi o li abbiate già visti o veniate a vederli. Ecco, grazie. Questo è come noi abbiamo trovato questi giardini. Probabilmente conoscete tutti lo stato di allora. Attuale del 2014 ovviamente. Benissimo. Ecco, quindi noi li abbiamo trovati così e abbiamo pensato che era inaccettabile, per cui abbiamo fatto un lungo percorso, cominciato con il Demanio e il Comune di Venezia, per chiedere in concessione questi giardini. Perché consideriamo che la situazione, a parte di Venezia, ma purtroppo dell'Italia, non c'è un'attenzione pubblica per poi anche varie motivazioni, quelle certamente anche economiche, di attenzione ai giardini storici. Peccato, perché siamo conosciuti nel mondo, eravamo conosciuti nel mondo per i famosi giardini all'italiana. Quindi abbiamo ricevuto in concessione questi giardini per restituirli alla città. Noi abbiamo voluto restaurarli,
veramente per restituirli alla città e ai cittadini, perché potessero ritornare a giocare i bambini e tornare i veneziani a leggere i libri sulle panchine, a leggere il giornale, a incontrarsi nei loro giardini. Poi certamente è una restituzione al mondo, questo è evidente, ma per noi era importante restituirli ai veneziani. Noi l'abbiamo fatto, li abbiamo riaperti il 17 dicembre, un momento un po' inconsueto per aprire dei giardini, ma dopo gli eventi drammatici abbiamo pensato di dare un esempio e una speranza, una buona notizia alla città. Ci impegneremo per tutta la durata della concessione, quindi per i prossimi 15 anni, a manutenerli, a curarli ogni giorno e naturalmente anche a sorvegliarli. La fondazione Venice Gardens Foundation rispetto agli altri comitati ha un modo di operare un po' particolare, cioè tutti i beni che restaura poi li gestisce nel tempo. Questo naturalmente anche in considerazione della tipologia del restauro, perché non è un immobile, ma è un essere vivente che ogni giorno ha bisogno di attenzioni. Noi abbiamo il nostro personale qualificato, un capogiardiniere molto esperto e altri 2 aiutanti giardinieri che ogni giorno lavorano e ogni giorno durante tutto l'orario di apertura dei giardini sorvegliano anche i giardini per poter assicurare una piacevole passeggiata o un piacevole sosta all'interno. La fondazione è anche iscritta, ma ve lo racconto poi un'altra volta, all'anagrafe degli enti di ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca, e quindi a lato del restauri svolgiamo anche tutta una serie di attività di ricerca con i principali enti, naturalmente ricerca botanica e della fauna all'interno dei giardini, gli enti nazionali e internazionali. Grazie. Lo dice anche il Vangelo, la parabola, gli ultimi saranno i primi. Il più antico e il primo dei comitati fu proprio Venice in Peril, perché Sir Ashley Clark, che dette vita a tutto questo grande, straordinario movimento, fondò proprio Venice in Peril. Chiediamo a Deborah Howard di dirci come è cambiato e se è cambiato qualche cosa in questi anni. Grazie per l'occasione di presentare le nostre attività a questo corso. Il Venice in Peril Fund, fondato dopo la disastrosa alluvione del 1966, su iniziativa del defunto Sir Ashley Clark, ha quasi 50 anni, dunque l'inizio formale è successo un po' dopo l'alluvione. Ha una lunga tradizione nel restauro di edifici e opere d'arte. In passato questi hanno incluso San Niccolò dei Mendicoli, la Madonna dell'Orto, la Loggetta, la Porta della Carta e una casa vernacolare a San Giobbe come esempio di restauro di una casa popolare. Si è anche occupato di ricerche ambientali, progetti scientifici, poi ha fatto dei convegni. Però, essendo un'organizzazione di beneficenza relativamente piccola, ora Venice in Peril preferisce sostenere dei progetti relativamente minori, quelli che possono essere eseguiti senza troppi ostacoli. Ad esempio, la conservazione di dipinti,
quaderni, disegni, manoscritti, sculture, mobili, ceramiche e l'allestimento di mostre. Speriamo che il restauro del monumento Canova ai Frari, atteso da anni, possa iniziare molto presto. Generosi donazioni finanziari ricevuti in seguito alla morte dell'ex presidente del fondo, John Julius Norwich, hanno finanziato il recente restauro dell'iconostasi della cattedrale di Torcello in collaborazione con Save Venice. Il fondo anche prende sul serio la responsabilità di educare e informare il pubblico britannico e organizziamo regolarmente conferenze a Londra su argomenti veneziani. Grazie. Abbiamo concluso questa galoppata, grazie per l'attenzione, ma credo che anche questo confronto, anche il modo di presentarci sia importante. Innanzitutto il fascino di Venezia, anche il perdurare dei problemi di Venezia ha tenuto vivo questo legame. Non credo che esista un'altra città al mondo che ha 20 comitati che hanno continuato a lavorare per 50 anni per lei, quindi credo che dobbiamo essere grati, non devo dirlo io che rappresento questi comitati, ma la città credo che debba esprimere ancora maggiormente la gratitudine a questi comitati, ognuno col suo punto di vista, ognuno con il suo approccio, ognuno con il suo modo di fare. Siamo in fondo un pochino, credo, parte della storia e siamo, come avete visto, tutti determinati a continuare a raffinare ancora di più la nostra azione e a inserirla in una quotidianità che ci parla anche di confronto con le trasformazioni ambientali da una parte e con la necessità di un presidio più ampio e generale della città. Senza fare politica, però, non possiamo continuare a restaurare pensando al singolo oggetto e non all'insieme della città. Allora abbiamo forse ancora qualche minuto per degli interventi, se ci sono, e sentiamo. Dopo abbiamo un intervento che si era prenotato da tempo. Sì, scusa. Grazie. Intanto grazie a tutti, grazie a voi, amate Venezia e dimostrate di amarla certe volte più dei veneziani. Volevo rivolgervi una supplica, come si facevano i veneziani antichi ai pregadi, che potevano fare qualcosa per la città. Io vi segnalo a voi che salvaguardate il corpo fisico di Venezia, un problema gravissimo, cioè la sua anima sta per essere smembrata. La sua anima è costituita dalla Biblioteca Marciana, che Bessarione fondò con i manoscritti La cultura dell'Oriente, è fondata dalla Fondazione Cini, che è fondamentale per la storia dell'arte, ma è fondata anche dal Museo Correr, dalla sua biblioteca, dal suo patrimonio culturale. Bene, da tempo ci è stato segnalato che per motivi di sicurezza parte del Museo Correr, parte delle collezioni verranno portate in terraferma. C'è stata una vera e propria insurrezione. Verranno portate nella emeroteca a Mestre. C'è stata una vera insurrezione. Il caro amico e storico di Venezia, Wolters, ha scritto, si è adoperato, diciamo che è stato un capofila di questa protesta, ma questa non è una protesta, è rendersi conto che un patrimonio culturale, che è l'anima di questa città, perché gli studiosi, perché voi quando restaurate i monumenti andate a fare le ricerche storiche in questo luogo che è costituito da 3 poli culturali che non possono essere smembrati. Allora l'acqua alta può sì danneggiare Venezia, ma l'acqua alta dell'ignoranza, della superficialità può veramente distruggere l'identità di questa città. Allora io credo che voi possiate fare molto, perché se si portano via queste collezioni, perché si dice
che la messa in sicurezza ha bisogno di spazio e quindi si prendono tutti gli ultimi 2 scaffali di ogni stanza, allora io credo che i comitati internazionali possono aiutare gli studiosi veneziani, quelli che amano Venezia come voi, a fare in modo che questo patrimonio non venga smembrato, che si trovino degli spazi. Ci sono le assicurazioni generali, ci sono gli uffici, va bene, intoccabili dei dirigenti che però possono spostarsi con le gambe, mentre non so, i fondi Cicogna o Correr o delle Rose sarebbe bene che restassero lì. Ecco, quindi io mi auguro che il vostro amore si estrinsechi e possa avere un successo anche in questo settore. Grazie. Non so se mi sono presentata. Non so se mi sono presentata prima. Io sono, scusate, perché nella foga non mi sono presentata. Mi chiamo Elena Vanzan Marchini, sono una storica, ho scritto una 30ina di libri su questa città. Sono un marinaio. Ex pilota e capo pilota del ponte. Plaudo a tutti voi per la presenza qui, è entusiasmante, vuol dire che c'è voglia di conservare questa Venezia, ma tutto quello che avete fatto voi, quello che fanno i comitati, la conservazione, ma c'è la salvaguardia, come ha detto qua il rappresentante della Svizzera, in un intervento veramente calzante e completo. Tutto il vostro lavoro viene vanificato, perché c'è la gessificazione delle pietre da parte dell'anidride carbonica e dell'anidride solforosa che esce dalle ciminiere delle navi. Io lo so quanta. E allora ecco che questa Venezia va anche salvaguardata dalle invasioni dall'acqua, e non è vero che il pericolo delle grandi navi sia qualche pruata. Danni limitati, perché le navi di adesso hanno 6-7 eliche, non hanno bisogno di rimorchiatori di nulla, è veramente straordinario. Io di pilotaggi qua ne ho fatti 32.000 per adesso. E allora il vero pericolo dei traffici navali in laguna deriva dall'inquinamento, perché sapete quanto consuma una nave da passeggeri, da vacanzieri che vanno in giro a inquinare tutto il mondo? 300 tonnellate di nafta al giorno ogni nave da passeggeri, il consumo. Pensate che nel mondo ce ne sono 800. Ecco l'inquinamento, ecco l'anidride carbonica, ecco i cambiamenti climatici. E allora pensiamo veramente a non lasciare solo il Mose, perché le mareggiate che vengono con l'acqua alta, sia quella del 12 novembre che quella adesso, di pochi giorni, la violenza dell'insorgenza del cattivo tempo come in Nord Europa, e allora pensiamo a non lasciare solo il Mose, perché il Mose è attraverso ai marosi, i marinai ai marosi mettono la prua. E allora ecco, così ho consegnato qua qualche cosa di un mio vecchio progetto e di un consiglio che do adesso a tutti, di proteggere il Mose, non con delle lunate, perché le lunate sono pericolose, sono nocive le lunate. Dove si è andato a finire quei 3 morti che ci sono stati? Perché la lunata, è bene, è vero che protegge un po' dai marosi, ma impedisce alla dosara di uscire, impedisce, e allora rallenta. Ecco che la permanenza dell'acqua alta, non più il solo verificarsi, ma l'acqua alta perdura perché non riesce a uscire. Grazie, grazie, complimenti a tutti, siete bravi, bravi, continuate. Grazie, mi presento, il mio nome è Pietro Modeo, sono uno storico culturale della scienza del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di Ca' Foscari
E quello che mi porta qua è la passione appunto per la storia, per il Rinascimento, per la prima età moderna, e un progetto finanziato dal MIUR che si svolgerà nei prossimi 4 anni sull'idrogeologia della laguna di Venezia tra il 5 e il 600. E colgo l'occasione quindi intanto per auspicare i prossimi incontri, il continuo approfondimento delle tematiche storiche che riguardano il passato ma anche il nostro futuro, e l'annuncio di un evento che stiamo organizzando proprio a Ca' Foscari in collaborazione con colleghi stranieri e soprattutto il Max Planck di Storia della Scienza di Berlino, un Anthropocene Campus, un incontro internazionale per parlare dell'ambiente, per parlare delle sfide di oggi che riguardano sia le scienze ma anche la società, e quindi costituirà sicuramente un forum in cui incontrarci nuovamente per riflettere sul fatto che il futuro e anche il passato, il presente e il futuro di Venezia non sono solo una questione veneziana ma sono una questione globale, quindi ci sarà l'occasione per confrontarsi con 1000 altre realtà e persone che sono attivamente impegnate su problemi simili che riguardano l'ambiente e la trasformazione del nostro pianeta. Vi ringrazio per questo bellissimo evento. Bene, allora credo che possiamo veramente chiudere, vi ringraziamo per l'attenzione. Volevo però in chiusura di serata, non andate via, dire che proprio stamattina nella riunione del direttivo dei comitati e nel pomeriggio qui all'Ateneo Veneto abbiamo fatto dei passi sostanziali per la ripartenza del premio Grimani. Sapete che erano state assegnate 4 edizioni negli anni 2010-14 di questo premio intitolato a Marino Grimani e destinato ad un operatore, ad un artigiano che opera nel campo del restauro. Quindi tutte queste professionalità che hanno a che fare con il restauro nei diversi aspetti, compresi i giardini, compresa la parte idraulica e così via. Quindi nelle intenzioni dell'Ateneo Veneto da una parte e dell'associazione dei comitati privati per la salvaguardia di Venezia, d'intesa con la famiglia Grimani, è quella di far ripartire questo importante premio che ci permetterà di riconoscere, di dare un riconoscimento morale soprattutto alla qualità, all'impegno degli operatori che sono attivamente all'opera per consentire tutto questo lavoro di restauro e di manutenzione. Grazie a tutti, buonasera.